Amici di Penalty, ben ritrovati nella puntata tutta pasquale della nostra trasmissione che va in diretta qui su Sesta Rete ogni domenica a partire dalle 19.30, siamo in replica alle 23 ed in replica anche lunedì mattina a partire dalle 8.30. Oggi una puntata totalmente diversa rispetto alla normale scaletta che accompagna gli sportivi siciliani ogni domenica sera. Una puntata senza le nostre due penaltine, Federica e Giulia, e soprattutto anche senza i nostri tre commentatori ufficiali, Carmelo Puglisi, Alessio Patti e Francesco Rametta. Oggi una puntata dove rivedremo praticamente il meglio di quella che è stata la produzione 2013-2014 della nostra trasmissione e per iniziare subito una long version di una clip dedicata interamente alla scuola calcio Real Catania. Oh, this wild, wild love of ours, it can't be tamed. Oh, this wild, wild love of ours, it can't be tamed. No, for better or worse, a blessing or a curse. Long live this wild, wild love of ours. Long live this wild, wild love. Oggi a Penalty una puntata speciale dedicata interamente alla scuola calcio Real Catania. It's worth more than money. You need it, you want it, all over your body. I know that you want this wild, wild love. Oh, this wild, wild love of ours, it can't be tamed. Oh, this wild, wild love of ours, it can't be tamed. No, for better or worse, a blessing. Giovanni Garofalo, direttore tecnico della scuola calcio Real Catania, complimenti intanto per la struttura. Grazie, la struttura non è nostra di proprietà, però insomma la gestiamo in questi giorni in cui facciamo la nostra attività e sì, direi che è un fiore all'occhiello, anche perché poi venendo con la macchina dalla strada già si vede questa piccola bomboniera. Sì, siamo molto soddisfatti di fare attività qui, ci stiamo trovando molto, molto bene quest'anno. Perché... Diamo l'indirizzo di questa bella scuola calcio, zona Playa. Sì, Viale Kennedy senza numero perché non c'è un numero civico in realtà, però accanto a Spiaggia Libera numero 1, poco più avanti del bowling nella strada opposta, diciamo. Noi abbiamo una programmazione della quale annualmente mi occupo proprio personalmente, insieme alla collaborazione dei miei allenatori. Ogni anno sviluppiamo una programmazione e anno dopo anno la aggiorniamo, quindi l'anno prossimo verrà aggiornata, definiamo degli obiettivi, mese dopo mese cerchiamo di raggiungerli, che ovviamente differiscono secondo la fascia d'età del bambino, e poi sì, coordino tutto il lavoro anche da un punto di vista delle varie attività settimanali. Insomma, mi occupo personalmente di fare dei test di ingresso e d'uscita dei bambini per poter monitorare quelli che sono miglioramenti e speriamo mai peggioramenti Indubbiamente. di quella che è la nostra attività dei bambini. Quindi sì, diciamo che sono un po' il coordinatore di questo staff, è però comunque molto piacevole, anche abbastanza sereno poter Soddisfacente. sì, sono tutti allenatori in gamba, quindi mi fanno lavorare di meno proprio perché sono in gamba loro. Diamo anche degli obiettivi di questa scuola, no? Qualche talento fa piacere che viene fuori, no? Come no, certo che innanzitutto facciamo formazione e quindi comunque cerchiamo di far migliorare tutti indistintamente, da quello più bravo a quello meno bravo. Poi è chiaro che se spunta fuori qualcosa di interessante siamo noi i primi a valorizzarlo. Non ultimo, 3-4 settimane fa abbiamo fatto dei provini per il Palermo, abbiamo mandato i nostri migliori, sono andati anche abbastanza bene, stiamo aspettando delle notizie e sicuramente quando capita che c'è questa possibilità noi diamo sempre l'opportunità, come gli dico sempre, li accompagnerei anche a piedi a fare questi provini sicuramente. Magari in Inghilterra tu sei anche un responsabile della scuola calcio Arsenal per la Sicilia. Sì, sono responsabile coordinatore regionale delle società affiliate. Chissà, io sarei felice se qualcuno dei nostri riuscisse a fare il professionista in Italia, in Inghilterra o altrove. Sarebbe veramente, anche uno solo, sarebbe veramente una grande soddisfazione per tutti. Cette fois c'était la dernière.
tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quali sono le problematiche di questa categoria? Loro sono nati tra il 2006 e il 2008. Vabbè, la problematica, diciamo, non sono problematiche, i bambini qua è insegnare a divertirsi attraverso determinate regole, quindi fargli amare questo sport, il calcio in questo caso, tramite delle regole, delle giuste regole, quindi dei principi, che loro spesso, essendo molto giovani, molto piccoli, non dimenticano, non hanno come non hanno. Indubbiamente la sportività deve diventare uno dei punti fondamentali. Sì, diciamo che il gioco del fair play è per noi importante, è fondamentale, quindi l'educazione, il rispetto e la sana competizione è alla base di tutto. La tua avventura come allenatore è partita da un paio di anni, indubbiamente questa è una prima tappa. Sì, vabbè, gli step vanno di grado, quindi questo è il primo passaggio. È da qualche anno che lavoriamo insieme a Giovanni, insieme, ci siamo subito trovati bene e stiamo proseguendo e vogliamo crescere, va, tutto qui. Abbiamo il mister Mattia, ma abbiamo soprattutto in questo caso tutti i componenti della rosa dei piccoli amici, ovvero un'altra categoria della scuola calcio Real Catania. Loro sono dei bambini bravissimi, li ho visti giocare, si muovono veramente in maniera straordinaria. Da qui probabilmente, magari chissà, nascerà sicuramente. Sono dei giganti, nascerà sicuramente qualche campione. Io però anche a voi voglio chiedere una cosa importante: qual è il giocatore italiano che più vi piace? El Shaarawy. Poi El Shaarawy pure, benissimo. Gomez, ma Gomez non è italiano, vabbè, fa niente. Maradona, ma quando Maradona giocava tu non eri ancora nato, come fai a conoscere Maradona? Come hai fatto a conoscere Maradona? Attraverso le immagini? Perfetto. Ma tra questi giocatori chi è che fa i gol in questa squadra? Chi fa più gol? Quanti gol hai fatto quest'anno? In una amichevole ne ho fatti 7 o 6. Addirittura, quindi tantissimi gol. Il portiere è un ruolo bello oppure lo fai soltanto perché ti hanno costretto a farlo? Lo vuoi fare veramente da grande il portiere? Sì. Uno dei tecnici della scuola calcio Real Catania di Catania, ovvero mister Alfio Grasso, che guida la squadra dei Pulcini, categoria importantissima perché poi dopo con il passaggio negli esordienti ci sarà il primo grande stacco dalla fase adolescenziale del pseudo calciatore a quella che magari un giorno può diventare la loro fortuna, chissà. Speriamo per loro soprattutto. Sì, sicuramente i bambini sono, diciamo, alla prima fase, quella dei Pulcini, e lì cominciano a crescere, cominciano a stare insieme soprattutto, che per noi è importante questo, poi insegniamo anche a giocare un po' a calcio. E da lì poi, quando faranno l'ultimo anno di Pulcini, si immetteranno poi nel torneo esordienti, dove poi potranno fare anche il campionato a calcio a 11, quindi diventerà già un altro tipo di calcio, un altro tipo di gioco un po' più duro, un po' più maschio. Noi per adesso stiamo lavorando con i piccoli, ci stiamo divertendo, siamo anche in tanti, sono insieme ad Andrea Nasisi che mi collabora, siamo quasi una trentina di bambini e quindi dico, i bambini sono di età diverse perché sono 2005, 2004, 2003, sono insieme, quindi crescono, si rafforzano, soprattutto cominciano a sentire il pallone nei piedi, ad avere un po' di idea di quello che è il calcio, però sempre in maniera molto giocosa. Tra tutti i componenti di questa squadra mi hanno detto che c'è uno che parla tantissimo, che è Flavio. Allora io voglio parlare con Flavio. Flavio, ma è vero che parli tantissimo? Allora senti Flavio, ma chi è il tuo giocatore preferito? Cristiano Ronaldo. Vabbè, Cristiano Ronaldo è un giocatore spagnolo, ma almeno un giocatore italiano possiamo saperlo?
giocatore italiano che vi piace. Dov'è il portoghese? Ah, giusto, è portoghese, hai visto che lezione di calcio che mi danno questi bambini. Io però sono d'accordo che i giocatori insomma internazionali sono famosi, ma io voglio sapere il nome di un giocatore italiano che vi piace. Facciamo una carrellata. Balotelli. Balotelli. Tevez. Tevez è argentino. Qualche giocatore italiano? Lui è Gianluca Buffon. Luca Buffon. Poi Montolivo. Montolivo, mi piace come giocatore. Ma Acerbi. Acerbi, che è un giocatore L'ho conosciuto però è bravo. Mi piace, benissimo. Lui assomiglia a Balotelli quando era piccolo. E poi qualche altro giocatore che vi piace a voi? Bravo. Tito Rossi, bene. Ma un giocatore del Catania che vi piace? Bergesio. Lodi perché sa battere bene le punizioni campo. Sì, ma allora abbiamo capito che Lodi è il giocatore preferito dai giovani della Real Catania. Beh, allora che vi dico ragazzi, in bocca al lupo per la stagione e mi raccomando sportività al massimo, siete d'accordo? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman I have ever seen. I guess if you say so. La scuola calcio Real Catania, tantissime categorie, ma soprattutto quella dei più grandi, no? Quella degli esordienti, che poi grandi non sono. Anthony Vella, il loro allenatore. Sì, tutti classe 2001-2002, la maggior parte 2002. È una bella esperienza, i bambini danno tanto anche a noi. La cosa più bella è che questi bambini poi alla fine si sentono anche coinvolti, perché qui c'è veramente uno spirito di famiglia straordinario nella scuola calcio Real Catania. Sì, questo grazie al nostro direttore Garofalo. Giovanni è uno che unisce molto le persone a cui stanno vicino. Sì, direi c'è un bel progetto con il presidente, un ottimo progetto. È chiaro che però in questo caso parliamo anche dei risultati, no? Perché gli esordienti è la categoria dove comunque ci sono le prime classifiche, seppur quasi per gioco. Sì, ovvio, nessuno va in campo per perdere, quindi noi in settimana ci impegniamo, lavoriamo tanto per ottenere il miglior risultato possibile in questo campionato. Tra l'altro vedo che hai un gruppo abbastanza omogeneo, anche in fatto di statura, no? Perché gli esordienti generalmente non sono così alti, quindi sei doppiamente soddisfatto perché comunque sicuramente lavorerai con un gruppo anche di qualità, credo. Sì, il gruppo è di qualità, sì, i ragazzi sono abbastanza alti. Sì, la maggior parte sono 2002, quindi ancora hanno un altro anno esordienti, solo 2 sono 2001, 3 anzi. Sì, è un gruppo di bravi ragazzi, anche per bene. Vogliamo ricordare un pochettino come si snoda anche il campionato esordienti per chi magari non ha modo di conoscerne un po' le regole? Allora, il campionato esordienti quest'anno è a calcio a 5, però come vedi molte strutture non hanno questo campo a 5, quindi giochiamo maggior parte delle volte a 7. Il campionato ci sono squadre totalmente catanesi, se non mi sbaglio, tranne qualcuno tipo Palagonia, Scordia, la maggior parte si disputa qui a Catania. E in prospettiva a questo punto possiamo fare anche un pronostico, come andrà? Spero bene, intanto bisogna divertirsi, perché a quest'età al primo posto ci sta il divertimento e l'educazione e poi cerchiamo di vincere. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more. I genitori protagonisti anche nella scuola calcio, non soltanto come genitori ma anche e soprattutto come dirigenti. Alfio Musumeci, un dirigente della categoria esordienti, però genitore di 2 ragazzi che fanno parte appunto della scuola calcio Real Catania. Signor Musumeci, doppia veste, come ci si deve comportare? Allora, io parlo principalmente da genitore. Questa è una società molto importante perché sono una famiglia e per noi genitori è molto importante trovare una famiglia verso queste persone, soprattutto per i bambini.
Poi l'altra cosa bella che ha questa società è che non discrimina nessuno. Cioè non ci sono bravi o meno bravi, tutti giocano, tutti hanno il diritto di giocare in prima squadra o in seconda squadra, non c'è nessuna discriminazione e questo ci fa contenti sia a noi genitori che anche noi dirigenti. Questo per quanto riguarda il discorso da dirigente, mentre invece da genitore come vive l'ambiente di una scuola calcio? E come genitori la viviamo bene perché c'è un bel gruppo, ci sono tanti bambini, stanno crescendo abbastanza bene perché questa società anche... Noi siamo contenti genitori perché gli insegna anche delle educazioni calcistiche e sapessi comportare anche con gli altri compagni. Questo è l'obiettivo più importante poi in fondo, no? Sì, è l'obiettivo più importante perché a noi genitori ci rende fieri perché questa società fa questo. Cioè noi il calcio ci interessa, ma il nostro principio per i nostri bambini è che i bambini si divertono e tutti allo stesso modo, senza nessuna discriminazione. Questa è la cosa più importante di noi genitori. I just may go hit the road and try to find myself. Find yourself? Well, if you do, and when you do, get lost. Who, me? That's right. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Please, don't you come back no more. You cannot do this. Don't you come back no more. Baby, please, don't you come back no more. Don't you come back no more. What, baby? Don't you come back no more. Oh, baby, please, don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. In una scuola calcio spesso e volentieri si incontrano personaggi importanti del calcio dilettantistico e non solo. Spesso e volentieri si incontra anche un personaggio importante del calcio dilettantistico siciliano, catanese in modo particolare. Abbiamo qui Santo Palma. Insieme al mio amico Massimo Ruisi da 2 anni, massimo partito 2 anni fa, abbiamo deciso di costruire la nostra scuola calcio, di farlo in un modo intelligente. In modo sano direi, no Santo? Assolutamente sì, abbiamo cambiato struttura, siamo venuti qui al Playa Social, una bellissima struttura dove ci permette di lavorare alla grande. Devo dire la verità, dopo un anno di lavoro come questo sono soddisfatto di tutti i collaboratori che ho conosciuto, che poi sono le persone a cui sia io che Massimo ci affidiamo completamente per la gestione e la struttura della squadra. Chiaramente tanti ragazzini che incominciano a tirare i primi calci nella speranza che magari venga fuori un campioncino che serva un po' a tutto il movimento ma anche un po' per promozionare la stessa scuola calcio. Sì, anche se fra tutte le finalità questa per noi è l'ultima. Ed è giusta la tua risposta. Abbiamo assolutamente altre priorità, poi se Catania è sempre stata una terra fiorea di grandi calciatori, poi le opportunità sono quelli che hanno permesso a qualcuno e a qualcun altro no di andare avanti, di affermarsi nel mondo del calcio. Certo, se arriva ben venga. Ma assolutamente sì, anche se ribadisco le nostre priorità sono altre. Oggi hai visto qui sei in mezzo ai nostri ragazzi, siamo in un amichevole con un'altra scuola calcio, ecco questo è quello che c'è di bello veramente nel calcio, questi ragazzini. Amicizia e sportività. Assolutamente sì, soprattutto nei ragazzini, perché sono i principi che dobbiamo dare ai nostri figli e sono appunto i punti cardini dello sport, amicizia e sportività. La scuola calcio Real Catania che ha aperto la puntata pasquale della nostra trasmissione, una long version particolarmente interessante perché abbiamo avuto modo così di vedere all'opera tutta l'intera equipe tecnica di questa interessantissima scuola calcio catanese. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, ci vedremo tra poco, sempre qui su Penalty, edizione pasquale.